fa girare palla la squadra brindisina, poi Reed sbaglia tutto, il contropiede stavolta è concluso da Graciulis in schiacciata dopo la disattenzione di Marcus Reed. Il tiro da sotto, c'è anche la Durner adesso sul parquet per Trento, mentre arriva Forrai, scarica dietro per un ottimo recupero ancora di Mascolo, contropiede per Brindisi, alley-oop! Rimessa da sotto canestro per Trento, vediamo se poi si ridispone a zona, forse è uomo, nuova uomo adesso con Bowman che va fino in fondo, canestro e tiro libero per 1 contro 1. Eccolo qua su Mattia Udom e commette la pressione della difesa di Brindisi. 5 secondi per andare al tiro. Spagnolo si avvicina, si ferma sulla linea da 3, Spagnolo poi si arresta, tira in sospensione il tiro da 2, transizione difensiva dell'Epicasa, non ci riesce Conti, allora Brindisi si riporta nuovamente in avanti con Reed che prova ad andare fino in fondo, si ferma, stoppato Reed da Conti, quindi Atkins ha spazio ma non tira, ancora Crawford, il pallone per Graciulis, svitamento di Graciulis sul piede perno e allora Brindisi può riportarsi in avanti con Baye verso Barnella, il taglio di Baye, riceve, va a schiacciare, l'ottimo gioco a 2 tra Barnella e Jordan Baye. Palleggia sul pitturato, Reed, poi la finta per la stoppata stavolta di Graciulis a Marcus Reed che come sempre va a canestro. 8 secondi per Brindisi, Barnella, la pressione di Crawford, Barnella prova ad andare fino in fondo, poi appoggia ancora per Baye, giocatore dalla grandissima esperienza, 32 anni, intanto c'è ancora 2 punti per la rimessa sulla pressione trentina. Mascolo prova a partire su Crawford, Mascolo va fino in fondo, scarica per il canestro alla fine trovato da Baye, la squadra di Frank Vitucci. 8 secondi per chiudere l'azione per Trento, Spagnolo va fino in fondo, poi serve Atkins che trova l'equilibrio giusto per un tiro assolutamente non facile, sbaglia, si lotta ancora a rimbalzo, tap out ancora di un ottimo Baye, Barnella si alza da casa sua, Jason Barnella, molto bene Flaccadori. Reed non ha spazio per alzarsi al tiro, 4 secondi per andare al tiro, lo sa Bowman, si alza da 3, pallone che stava per essere sputato dal ferro, poi arriva il blocco di Atkins, Mascolo gli passa dietro, cambio difensivo adesso, Graciulis va fino in fondo, perde palla però, difende bene Brindisi, parte Reed in contropiede, va ad appoggiare il sottomano, Marcus Reed, 78 a 68, passa qui a Trento, una vittoria molto importante per la squadra di Frank Vitucci in chiave volata Final 8, ma soprattutto per